Buongiorno, eccomi. Sì, si sta concludendo la conferenza stampa qui a Palazzo Zuccareda, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso, dedicata a questo blitz che hai anticipato dei Carabinieri proprio di Treviso contro una banda ritenuta specializzata in furti e rapine. 5 gli arresti in corso di esecuzione dall'alba di oggi tra le province di Treviso e Vicenza da parte dei militari dell'Arma, con la collaborazione tra l'altro dei cinofili di Torreglia e anche degli elicotteri del 14° NEC di Belluno. I manette sono finiti al termine di una lunga indagine coordinata dalla Procura di Treviso. 5 soggetti di etnia Sinti che sono ritenuti proprio i membri di un gruppo criminale dedito alle rapine in abitazioni, ai furti d'auto e anche alle spaccate ai danni di sale slot. Gli episodi contestati finora sono almeno 6 rapine e furti commessi tra le province di Treviso, Venezia e Pordenone. Naturalmente ulteriori dettagli e intervisti nel servizio in onda questa sera. Intanto da Treviso è tutto e ti restituisco la linea.